Vediamo oggi chi è il dito più veloce del web. Mettiamo bene il microfono. Ciao Lucio, ciao Gartal, ciao carissimo. Ciao ragazzi. Come sta? Come state? Ciao Max. Combattimento, ciao, con gli assi dentro. Meno male Gartal, ti sei levato dal cazzo una rottura ai coglioni. Vabbè Lucio, purtroppo con quelle ci dobbiamo convivere ancora un altro pochetto. Purtroppo. Grazie a me. Che ho fatto io? Addirittura. Sta quarantena è una rottura di cazzo per tutti, purtroppo. Però è necessaria. Quindi cerchiamo tutti di non fare stronzate, me in primis. Però oggi no, non gliela faccio a parlare con la musica. Mi inceppo. Non ce la faccio, mi inceppo. Tanto mando un messaggio al gruppo Telegram. Allora, poi grande Gartal, grandissimo. Complimenti allora. Un bacione, complimenti. Lucio, guarda, questa me l'ha data mia madre praticamente sta sigaretta. Quindi dipende. Generalmente io fumo l'Aicos, però fumo anche sigarette e questa è una Lucky Strike rossa. Cioè il tabacco è Lucky Strike rosso. Però prima quando fumavo il tabacco io fumavo Pueblo. Le vecchie abitudini non si perdono mai, Cartal. Non si perdono mai le vecchie abitudini. Beh, mi sono preso da poco il caffè, la sigaretta ci stava, dai. Che signore, Marlboro Light. Sei un signore, Cartal. Beh, caffè e sigaretta, da che mondo è mondo ci sta. Ci sta assolutamente. Insomma, raga, che mi raccontate? Che mi dite? Ma non so se il calo di spettatori è dovuto al fatto che non faccio video da un pezzo o perché ci stanno dei problemi con le live. Però pure l'altra volta ho notato che arriva molta meno gente. Boh, che mi sto annoiando. E ti capisco, Max. Ciao Briccolo, ciao carissimo. Ti capisco che ti annoi.
Ma io pure, Cartal, cioè sinceramente sta situazione è un po' quella che è, non me la sento tanto di fa video o cose del genere, anche perché non saprei veramente di che parlare. La situazione è un po' così, ognuno la vive a modo proprio. Ciao Albi, ciao Christian, ciao a tutti ragazzi. Meglio Twitch, fidati. Lo so, però a me Twitch non mi intriga, non mi piace come piattaforma. Sembra che il calcio manchi da anni, esatto, è vero, assolutamente vero. Beh, fortunatamente ho dato una salvata e mi sono dato una salvata come l'ho data a Cartal per quel sito che ti puoi recuperare le partite in caso di astinenza da pallone, però ovviamente non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Tra l'altro ho letto poco fa una notifica di OneFootball che dice che probabilmente la Champions si recupera a agosto, le coppe europee, quindi non so quando andrebbe a slittare la Supercoppa. Secondo me è pure un trofeo inutile la Supercoppa europea, quindi se la levano tanto di guadagnato. Bah, non ci sto a capire più un cazzo, raga. Non ci sto capendo più una minchia. Una minchia. Concordo, è meglio Twitch. Lo so, però a me Twitch non mi intriga, non, non mi dice niente. Lo reputo anche un po' più complicato rispetto a YouTube. YouTube è molto, molto facile da usare, molto istantaneo. Prendi, vai in live, Twitch non mi dice veramente niente. Ma queste voci che continuano a dire che il campionato di Serie A vogliono farlo ripartire d'estate, secondo me è una cosa da pazzi. Condivido la tua idea e ribadisco il concetto che secondo me il campionato è già finito. Secondo me è già finito. Grazie Carta, grazie, ma non c'è bisogno che mi condividi. No, più che altro non riesco a capire il motivo per cui c'è meno gente, cioè nel senso se è per il fatto che non faccio più video e quindi è calato un po' il tutto o perché non lo so, perché YouTube funziona male. E non sarebbe una cosa strana, dato che non so poche le volte che YouTube funziona male, però vabbè, dettagli. Alla fine rimango sempre dell'idea chi c'è bene, chi non c'è sa pian del culo. Non so se sia un pesce d'aprile, ma ho letto sul sito dell'Unione Sarda che Oliveira è dispiaciuto per non essere stato contattato dal Cagliari Calcio. Non ho capito su quale mansione. Beh, non penso che l'Unione Sarda si metta a fare i pesci d'aprile, eh. Non credo. Mi sembra una cosa, a parte che io il pesce d'aprile non l'ho mai concepito perché, cioè, secondo me è una stronzata abissale, veramente una stronzata abissale il pesce d'aprile. Cioè, non fa ridere, non fa ridere. Ma se la gente sta a casa dovrebbe essere più cheat Cubre. Ah, ciao Cubre! Scusami, sono maleducato, non t'ho salutato. Perdonami, ciao Cubretta. Più che altro è quello che non capisco, stessa cosa che ha detto Lucio. Ciao France, però ripeto, può essere per il fatto che non avendo fatto più video, mh, diciamo c'è stato un calo di persone che guardano le live e quindi ne entrano di meno, però ripeto, sti cazzi, cioè. Chi c'è, chi non c'è sa pian del culo. Semplice. Alla fine a me basta che chiacchiero, poi possono essere 9 come possono essere 40. Qua di scherzo non c'è niente, siamo nella merda totale. Pure quello è vero. Però ne ho letti parecchi, tipo stamattina uno ci avevo pure creduto, non so se l'avete letto, non mi ricordo quale pagina del Cagliari,
che ha detto che l'Inter non c'era più il coso per Barella e quindi sarebbe tornato in estate al Cagliari e poi la Juve l'avrebbe preso a 55 milioni. Io deficiente ci ho pure creduto perché mi ero scordato che oggi è il 1° aprile. Io non ci penso al fatto che il 1° aprile tutti si divertono a fare sti scherzi di merda. Ma perché prima quanti spettatori avevi di solito in passato? Beh, bene o male stavo comunque sulla ventina. Di base ce n'avevo comunque una ventina. Sì, allora stiamo tutti in calo. Si vede che è il periodo. Si vede che è il periodo. La gente è scazzata, non gli va nemmeno più di guardare le live, ma ci sta assolutamente. Purtroppo il periodo è quello che è. Esatto, Ignazio, è una vera e propria stronzata. Ma io pure da ragazzino, mai fatto lo scherzo d'aprile, cioè che mi rappresentano, non fa ride. È una cosa veramente infantile, secondo me. Com'è, tutto bene lì? Tutto bene, non si esce, si rimane in casa e, e si cerca di passare la giornata, come penso un po' dappertutto. Ciao Dani, che tocca fare? A maggior ragione allora, Cartal, a maggior ragione. Per questa quarantena ne avremo fino a metà maggio. Io spero sempre che possa finire il prima possibile, però continuo a vedere che la gente non capisce un cazzo e non so quanto andremo avanti. Cosa pensi di Conte presidente del Consiglio? Ma sinceramente preferisco non parlare di politica per il semplice fatto che non essendo esperto direi solo la mia in una maniera probabilmente anche molto populista, quindi evito di fare commenti che potrebbe fare qualsiasi altra persona. Sicuramente non sarebbe un commento costruttivo. Tranquillo, Cartal, non ti preoccupare. Assolutamente, vai tranquillissimo. Prego, Christian, ci mancherebbe se non se diamo una mano tra di noi in questo modo. Ci mancherebbe. Per così poco. Quando stai in astinenza da partire, quel sito è formidabile. Su tutto mercato web leggo già nomi di possibili arrivi di giocatori al Cagliari quest'estate. Sì, ma sinceramente tutto mercato web dice molte cose. Ma se siano vere o meno lo scopriremo solo vivendo. Però intanto eventualmente pensiamo a farlo ripartire questo campionato. Poi c'è l'applicazione del fantacalcio che mi prende per il culo perché mi dice giochi a FIFA 20? Manco c'ho la Play. Io manco c'ho la Play. Mi piace per culo. Come si chiama questo sito? Si chiama Footballia. Mo adesso non riesco a riprendere il link del sito, però si chiama Footballia. Scritto così. Praticamente entri su questo sito, per guardare le partite ti devi per forza iscrivere, però è gratis, cioè non paghi niente, però per guardare le partite ti devi iscrivere e poi una volta che ti sei iscritto ti guardi praticamente tutte le partite del mondo, tutte, quelle già giocate ovviamente.
Riecco Kartal, perché che non mi fa solo per curiosità. Io ho letto Maximovic, Cistana e Faraoni di nomi accostati al Cagliari, però non saprei. Immagino Kartal, immagino. Poi Renato Curi, mi ricordo che generalmente è sempre stato un fortino per il Perugia, nel senso le squadre solitamente fanno fatica al Curi. Qual è una squadra che non ti sta proprio simpatica? La Roma. Ciao Alessandro. Maximovic l'ho letto anch'io su OneFootball. Sì, ma più o meno sono questi i nomi che girano. Il che fa molto ridere perché poi a gennaio Passetti se n'è uscito dicendo che non c'erano difensori degni di migliorare la difesa del Cagliari sul mercato, però poi si sente parlare di Maximovic e bah. Grazie a te ho visto Perugia Juve 1-0. Ma che è quella del 5 maggio? No, perché mi sa quella del 5 maggio non c'era Perugia Juve. Ma chi è Cartal che spesso non mi dà questi contatti? È Rames Curva Nord che si chiama Cartal. Prossimo anno in Coppa Italia Cagliari Perugia. Mi piacerebbe solo per rivedere Melchiorri, però a me mi sta pure simpatico il Perugia. Mi dispiacerebbe. Anche se mi ricordo che quando stavamo in Serie B abbiamo faticato tutte e due le partite col Perugia. Se non mi sbaglio 2-0-0, sia in casa che in trasferta. Quando vai allo stadio a Roma Cagliari, ci sono andato quest'anno, trovi anche il video sul canale. Per gli anni prossimi non lo so. Per gli anni prossimi non lo so. Spero di sì. Assolutamente prendo i biglietti per la curva, diciamo, della Roma e poi vado lì vestito da tifoso del Cagliari e mi fanno entrare nel settore ospiti. Sostanzialmente è questo. Ho un Perugia Cagliari, mi io e te in live, ma dopo che scanniamo. Mi piacerebbe più che Coppa Italia che fosse Serie A. Mi piacerebbe. Ha saputo che verranno venduti Pavoletti, Simeone, Joao Pedro al loro posto di Barbo, Longo e Mpoku. Io riprenderei pure Larry Way, già che ci stiamo, e Thiago Ribeiro, giusto per fare proprio l'attacco stellare. Lo so, Cartal, lo so però. Io lo spero, sinceramente. Anche perché comunque in questi anni il Perugia è sempre stato in zona playoff. Mo quest'anno è andata un po' così. Pure il Cabire, esatto. Grinidi che segnò il gol del 2-2 o del 3-2 contro l'Inter. Io sinceramente sto Grinidi non me lo ricordo. Però essendo anche più giovani di voi può essere che io nemmeno ero nato. Cioè, però sinceramente sto Grinidi non me lo ricordo proprio.
È 1984 semifinale UEFA, ovviamente non me lo posso ricordare. Certi youtuber si stanno cimentando come cuochi, lo farai pure tu? Assolutamente no. Assolutamente no, non è un contenuto che mi interessa portare. Il capirra. Tutto dipende da Santo Padre. Non lo so. Sinceramente a me mi viene pure difficile pensare come una squadra come il Perugia, perché comunque eh, è una bella piazza, è una buona piazza, specialmente per la Serie B, con una buona squadra, perché comunque secondo me la squadra c'è, e un allenatore come Serse Cosmi, cioè, secondo me è impossibile fare male, dai, è veramente impossibile. Comunque Briccola ha eliminato il messaggio, però penso che per un motivo abbastanza logico, con il fatto che siamo in quarantena e le scuole sono chiuse, io ovviamente non posso andare a lavorare. È impossibile. Infatti ha fatto solo quello Francesco e poi mai più un altro gol. Hai fatto bene, Carta. Io pure mi sono fermato un pochetto. Ogni tanto fermasse fa sempre bene. Tanto fortunatamente io con YouTube non c'è campo, quindi intanto una mulazza in sottofondo. Bello. Ciao Simo, tutto a posto te? Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? Va benissimo, Cartal. Mi gusta troppo quel quiz a me. Mi gusta veramente tanto. Scusate. Ma sono 5 meno 10. Pensavo fosse più tardi. C'età c'ha un'età. Ho fatto pure la rima. C'età ormai è un vecchietto. Il quiz è veramente un bellissimo format. È veramente un bellissimo format. Veramente molto molto bello. È vero, nonostante fosse basso, segnava sempre di testa. Dai, Cartal, allora appena esce me la sento. Appena esce me la sento. No, Simo, oggi non c'è Luca perché ho voluto fare una live da solo per vedere com'era la situazione. Perché col fatto che comunque dovevamo stare in due in live, è brutto da dire, però se c'era poca gente e quei pochi non facevano più de tante domande, era inutile portarlo di nuovo, quindi è dottor Stramacci. Perché dottor? Che ha combinato? Comunque poi sicuramente ritornerà Luca prima o poi. Però bisogna vedere come va avanti questa situazione delle poche persone. Però comunque lui ha aperto un canale tutto suo, quindi se vuoi seguirlo lì.
Ah, si è laureato? Era una merda che si è laureato e non mi ha detto niente. Mi manda un messaggio. Ma che fai? Te lauri e non mi dici niente? A merda. Andrea, non saprei che dirti su Andrea. Sta in quarantena come tutti noi. Abbiamo fatto l'altro giorno, penso tipo una settimanella fa, una piccola live sul suo canale. Ha voluto fare questa piccola reunion e niente. Questo è. Appena mi risponde io lo dico, Cartal. Il grande ritorno è stato un piccolo ritorno, diciamo, perché comunque ce l'ha detto anche a noi, per adesso continua a non avere intenzione di tornare, nel senso è ritornato ad essere un utente e per adesso gli va bene così, però nulla toglie il fatto che potrebbe tranquillamente tornare un giorno o l'altro. Ho sentito che vorrebbero fare una Serie A a 22 squadre. No, è una cosa assurda invece di fare una Serie A a 18 squadre che secondo me andava bene. Nemmeno quella. Secondo me vanno benissimo 20 squadre, né 18 né 22. Ma Antonio Barrega ha fatto le medie con te? No, magari, magari. Però aspetta, fatemi andare a controllare una cosa, perché forse un giocatore effettivamente ha fatto non le medie ma scuola calcio con me. Aspettate, eh. No, pensavo, ma non è così. Però ha giocato nella scuola calcio della mia zona. Però non abbiamo giocato insieme. Ciao Giorgio. Pensavo. No, Joker. No, io non ho fatto le scuole medie con Joker, io ho fatto le scuole superiori con Joker. Andavamo nella stessa scuola superiore, però il tempo di un anno praticamente, perché se non mi sbaglio, quando io stavo in primo, lui stava in quinto. Quindi il tempo di un anno, sì, l'ho conosciuto, tra l'altro all'epoca faceva il DJ. Quindi la cosa strana è che poi quando l'ho rivisto che stava con la ragazza che è una, una mia amica, cioè andavamo alle elementari insieme. Mi ha fatto strano perché io c'avevo davanti uno che ha praticamente 1 milione di iscritti e mi ha fatto strano perché mi ha detto che lui mi ha riconosciuto. Cioè, vi giuro mi ha incominciato a girare la testa. Penso poi che sto periodo dovevano venire in Angolano e Conti nel mio paese. Porca troia. Ma da Cagliaritano gli piace la cantante Eva Rea? Sinceramente non la conosco. Un mio amico è stato in classe con Giorgia Palmas. Ma coglioni. La cosa più sorprendente non è che abbiate fatto le superiori insieme, ma che lui abbia fatto le superiori. Vabbè, abbiamo fatto l'alberghiero, quindi.
Tra l'altro, da quello che so, pure il fratello aveva fatto la mia stessa scuola, però il fratello è molto più grande di me e se non mi sbaglio poi lui andava alla sede centrale, Ciccio Gamer, ovvero Mirko. Mentre Simone no, Simone veniva a scuola mia, però un anno solo se siamo visti. Che poi mi ricordo ancora, mi era detto, ti ricordo all'occupazione di scuola. Pensa un po'. Che poi la cosa strana è che io quell'occupazione praticamente non l'ho mai fatta. Sono entrato 5 minuti e poi sono subito uscito. Sono racconti di vita questi, ragazzi. Racconti di vita. Posso vantarmi di aver fatto le superiori con Ciccio, sì, con Ciccio Gamer, con Joker. Ho dovuto cercare la live perché non mi è apparsa nelle iscrizioni. Allora c'è evidentemente qualche problema con YouTube. Dovevi farti gli amici così ora saresti a milioni di iscritti. Ma sinceramente non voglio essere a milioni di iscritti. Assolutamente no. Anche perché volendo, quando l'ho rincontrato, gli potevo dire di fare un video insieme perché anch'io ero uno youtuber, cosa che in realtà non sono, lui lo è, io no. Però sinceramente non mi pare il caso. Anche perché de fa tipo lo scalatore sociale e così non mi piace. Mi piace guadagnarmele da solo le cose. Ci posso mettere il triplo del tempo, però. Ma quindi durante le occupazioni bisognava effettivamente stare a scuola? Beh, se eri un occupante, sì. Se eri un occupante, assolutamente sì. All'autogestione dovevi per forza andare perché comunque facevano l'appello e quindi se non c'eri risultavi assente. Però all'occupazione potevi anche non andare. Però io sinceramente ci andavo perché cazzaravamo. Una volta sola mi ricordo che ci ho dormito proprio a scuola e non l'ho più fatto perché il giorno dopo c'avevo un raffreddore, febbre, sto monno e quell'altro. Dormire sui banchi è un qualcosa che non auguro a nessuno proprio. Cioè, non dormite sui banchi se volete dormire a un'occupazione. Ti ammazza la schiena in una maniera bestiale. Magari pure le assemblee. Le assemblee non c'era l'obbligo di frequenza. Diciamo che io la maggior parte delle volte sono sempre rimasto perché comunque mi interessava sapere quello che dicevano. Però i primi anni non sono mai rimasto perché non me ne fregava un cazzo, nel senso se sapevo che potevo uscire prima, uscivo prima. Pure te in questo periodo di quarantena ti stai facendo crescere la barba? Io mi sono promesso di non tagliarmela perché non finisce questa situazione. Ma sinceramente no. Sinceramente non me la sto facendo crescere. Però credo che tutti un po' in questo periodo siamo un pochino più trasandati, ecco. Eh, lo so Giorgio, però a una certa a me mi pia sonno. A noi le assemblee ce le facevano giustificare, a noi no.
Cioè, alla fine noi dovevamo fare soltanto un'ora di lezione, poi c'era assemblea. Nemmeno valeva la pena rimanere a casa, nel senso, cioè, devi fare la presenza di un'ora, la fai, dai. Tra l'altro qui ho il mio libretto delle giustificazioni di quando ero in quinto. E come potete vedere ho sempre avuto molta amicizia nei riguardi degli amici romanisti. Cioè, guarda, mi ero disegnato i baffi, si vede in controluce. E avevo giusto un pochino di assenze. E anche 8 entrate in seconda ora, perché quando poi c'hai 18 anni e te le puoi firmare da solo diventa un'altra cosa. Penso che non lo butterò mai sto coso. E la cosa bella, mo ve la faccio vedere, è questa giustificazione qua. Quella che sta sul numero 8. Guardate che c'è scritto la motivazione. Non sto scherzando, eh. Sono stato veramente assente per quel motivo. No, non è uno scherzo, cioè sono stato veramente a un funerale. Ma la cosa ancor più strana, sapete qual è? Perché vi racconto quello che è successo, ovviamente senza fare i nomi, perché praticamente qualche giorno prima venimmo a scoprire che un nostro ex compagno di classe gli era morto il padre, ok? E quindi ci sarebbero stati i funerali quel giorno e tutta la classe ha deciso di, diciamo, fare assenza collettiva e andare al funerale di questo amico nostro. Il fatto è che magari non tutti adesso se lo ricordano. Fammo ripia. Dove cazzo sta? Ecco. L'11 novembre è il mio compleanno. È quella la cosa che diciamo fa ridere. E la cosa che fa ancora più ridere, che rovina l'atmosfera, diciamo, cupa della cosa, però ve la devo raccontare, è che noi ci siamo dati appuntamento ad un bar per poi andare alla chiesa dove facevano il funerale per la messa, no? Ci siamo visti in un bar all'Eur, una zona di Roma. E gli amici mia, ma che carucci poi sono stati, mi hanno fatto trovare un bigliettino d'auguri e mi hanno offerto il cappuccino. Solo che non sapevano che io il latte non lo digerisco. Quindi mi sono ritrovato nel bel mezzo della messa con un cagotto che voi nemmeno vi immaginate. C'avevo un latte che mi ha fermentato dentro lo stomaco, vi giuro, e sono dovuto andare al cesso della chiesa. Per carità, gesto bellissimo, ma mi potevano offrire soltanto un caffè, lo avrei apprezzato comunque. Anzi, sarebbe stato anche molto meglio. Invece no, il cappuccino. Il cappuccino. Un mar de panza che voi non potete immaginare. Madonna mia. La Squaraus proprio prepotente. Prepotente.
Esattamente, Simo, esattamente. Ma ti giuro, per un attimo ho creduto che me la sarei fatta sotto, perché ma mi erano cominciate a prendere le fitte, proprio quelle prepotenti. Poi io ci soffro di queste cose, quindi... Ciao Seb, quindi più o meno me la riesco a gestire, mi riesco a barcamenare in queste situazioni, ma lì mi è preso brutto. Lì mi è preso veramente brutto. Mamma mia. Sono aneddoti, questi sono aneddoti di vita. Ciao Destrox. Assolutamente, Simo, è assolutamente da mettere nel curriculum. Tutto a posto, Seb, te? Pure te, Destrox, come stai? Spero tutto bene. Ah, che tocca fare, raga? È così. È così. Te sei d'accordo con la scelta del Cagliari di schierarsi con le squadre pro alla ripresa della Serie A? Assolutamente no. Assolutamente no. Io ripeto, sono contro la ripresa del campionato. Ho una scialalgia e sto facendo le punture con l'antidolorifico. Porca troia. Spero che ti riprendi presto, Destrox. Comunque assolutamente no, io sono anti-ripresa della Serie A. Proprio zero. Zero, 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 zero. Immagino. Immagino. Spero che passi tutto il prima possibile. Anzi, mo vi faccio questa domanda. Quanti di voi sono a favore della ripresa della Serie A? Vediamo in quanti di voi sono a favore. Se la situazione si sistema io. Oggi comunque hanno comunicato i giocatori del Cagliari si sono levati lo stipendio per un mese. L'ho saputo, l'ho saputo. Quindi se la situazione si sistema, Simone dice di sì. Max dice di no, Albi dice di no. Intanto hanno cancellato Wimbledon. Cancellato Wimbledon. È l'ultima ora di Sky Sport 24. Era anche prevedibile, sì. Il cuore dice di sì, la ragione e la mente no. Guarda, stranamente per quanto io possa amare il calcio, anche il mio cuore a dire di no. Perché vivere la Serie A come le ultime partite, sapendo quello che c'è attorno,
sinceramente non sarebbe bello. E ho trovato veramente di cattivo gusto, penso sia la terminologia più adatta, e insulse le dichiarazioni che fecero Zeng e Nainggolan all'inizio di tutta questa situazione, dicendo che se la gente andava a lavorare e doveva portare il pane a casa, anche loro avrebbero fatto lo stesso, come se il lavoro di un calciatore fosse di vitale importanza per l'Italia, cosa che non è così. L'Italia può andare avanti anche senza calcio, perché non è la priorità. Le ho trovate veramente di cattivo gusto le parole che ha detto il mister insieme a quelle che ha detto Nainggolan. E mi dispiace, mi dispiace. Più per Nainggolan che per Zenga. Perché De Zenga sinceramente sti cazzi. Sta tutto nel fatto che il calcio è la terza economia mondiale. Ma non lo metto in dubbio, ma non puoi scambiare il calciatore come un lavoro di primaria importanza. Nel senso, non significa che un commesso della Coop, cioè non significa che il calciatore vale come importanza per la società come un cassiere della Coop, per dite. Cioè il cassiere della Coop sta 3000 volte sopra il calciatore. Quindi, bella domanda, Simone. Bella domanda. Vorrei saperlo pure io. Vorrei saperlo pure io. Ma lo sai che è Destrox? Non è tanto meritocrazia, è il fatto di avere un minimo di raziocinio. Cioè, non puoi dire che se la gente continua ad andare al lavoro, anche loro devono lavorare. No, cioè, ma stai scherzando? Ma che cazzo di ragionamento è? Tu al supermercato ci devi andare, quindi la gente deve lavorare perché tu devi magnà. C'hai bisogno di magnà, perché se non mori. Se loro non s'allenano, noi non moriamo. E soprattutto non credo che poi loro c'abbiano tutti sti problemi dei sordi. Perché anche se non prendono lo stipendio per un tot di mesi, sicuramente in banca qualcosina c'hanno. Quindi, dai, su, su, non famo sti discorsi che a me mi stanno proprio sul cazzo, guarda. Cosa dovrebbe dire chi ha una partita IVA? Io non posso parlare per chi ha la partita IVA perché non ce l'ho e quindi non so cosa si provi. Esatto, Destrox, cioè non mette a paragone il calciatore come un lavoratore normale di cui la società ha bisogno per poter andare avanti, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Stessa cosa Atalanta-Valencia, la maggior parte dei contagiati proviene da quella partita. Ma più che altro la cosa sorprendente è che dell'Atalanta solo Sportiello è risultato positivo. È veramente strana come cosa, cioè perché se effettivamente ci pensate, il Valencia penso sia la squadra che in Spagna ha più contagiati di tutti. E l'Atalanta comunque ne ha solo uno. Non so come è possibile. Ma se la situazione si sistema e l'intera macchina riparte, allora è giusto che la Serie A continui. Mm, non lo so, non lo so. In quel caso a me il cuore dice sì, ma la testa dice no. In quel caso mi ritrovo nella tua stessa situazione attuale.
In Spagna record 864 morti in 24 ore. Se tutto torna alla normalità sono favorevole al continuo. Non ha senso riprendere il campionato di Serie A, basta bloccare le retrocessioni e le promozioni e rifare tutto da zero. Su questo non sono d'accordo, perché in Serie B per esempio c'è una squadra come il Benevento che ha 20 punti di vantaggio sulla seconda, non meriterebbe di rigiocare di nuovo la Serie B. Non so, potrebbero riempire gli stadi, comunque si giocherebbe a porte chiuse anche per mesi. Nainggolan giocherà con noi anche l'anno prossimo? Credo che la questione dei prestiti subisca inevitabilmente una proroga, per forza di cose. Se si vuole continuare il campionato, perché qualora non lo si voglia, secondo me i termini finiranno, cioè i prestiti finiranno. Tanto d'estate hanno rinviato tutto, quindi sarebbe giusto far continuare questa stagione. Sì, ma d'estate, regà, stiamo a parlare di giocare a partite con 30 gradi. Cioè, 30 gradi. Capito che quelli sono atleti e tutto quello che volete. Però è infattibile giocare d'estate. È veramente infattibile. Cioè, li fai morire a quelli. Ok che so pagati per quello, per giocare. Però, boh. Secondo me giocare d'estate è una stronzata immane. Lo so, Simo, infatti sto periodo è bastardo perché è pieno di se di ma. E quindi è impossibile trovare una chiave di lettura che possa mettere d'accordo tutti, perché tanto in qualsiasi modo qualcuno ha qualcosa da ridire. Ed è giusto, perché ci ritroviamo in una situazione in cui tutti hanno ragione e tutti hanno torto, qualsiasi cosa dici. Quindi è surreale, è veramente surreale. Quando giocano gli europei e i mondiali non è la stessa cosa. Senza contare che poi comunque ci sono anche le qualificazioni mondiali, c'è l'europeo, poi ho scoperto che comunque l'Under 21 non partecipa all'Europa League, alle Olimpiadi, quindi non c'è il problema dell'Under 21, però comunque sicuramente anche l'Under 21 sarà impegnata in qualche impegno nazionale. Quindi è tutto un accavallarsi di eventi, partite. Allora anche per gli europei stessa cosa, però si sono sempre giocati d'estate. Ma infatti gli europei vanno giocati d'estate. Ah, adesso ho capito il ragionamento. Sì, effettivamente c'hai ragione, però calcolando che mancano 13 partite, la cosa non durerà poco. È quello il fatto. Poi dipende sempre quando ricominci a giocare, perché se ricominci a giugno, maggio-giugno, bene o male da cavi, ma se ricominci più tardi, eh, se ricominci più tardi, i playoff per gli europei dovevano essere questo periodo. Ma cambia anche comunque in quale paese giochi, non te crede? In questo caso per gli europei te posso dare ragione perché comunque
si sarebbero giocati anche a Roma e te posso dire che a Roma fa caldo. A Roma fa veramente caldo ed è caldo umido, che è peggio ancora. Però ripeto, tutto sta anche nel quando effettivamente giochi, perché giocare a giugno e giocare a agosto cambia da così a così, capito? Che cazzo di situazione, per non dire che situazione del cazzo. Quello intendi, Destrox? Questo qua? All'Olimpico d'estate di Soffoca ha già testato i concerti in prima persona. Esatto. Ah sì, quello sì, Christian, sicuramente ci consoliamo con Footballia. Anche se io in questo periodo vorrei più leggere libri di calcio, però non ce l'ho, che palle. Sì, sono io. Sono io. Magari giocandolo alle 18 e alle 20:45 e non alle ore di punta e con qualche turno infrasettimanale, si riesce a bypassare il problema del caldo e del tempo da impiegare. Non so se la questione orari, perché ricordiamoci che comunque la Lega ha sottoscritti dei contratti di diritti televisivi e quindi ci sono, secondo me, degli orari prestabiliti assolutamente da rispettare. Quindi non so quanto possa essere flessibile, ecco, questa cosa. Io spero sempre che torni il vecchio calcio italiano, magari povero rispetto agli altri campionati, ma che non giri intorno ai soldi. Me lo auguro sempre, ma non penso accadrà mai. Purtroppo. Sempre purtroppo. E vabbè, speriamo finisca tutto. Oddio, Dio. L'unico libro sul calcio che ho è di sconcerti, me lo regalò una mia collega di lavoro, si chiama Il calcio dei ricchi, pensa un po'. Io l'unico libro che ho è Storia dei mondiali di Federico Buffa, però mi piacerebbe leggere tutte le autobiografie, tipo quella di Ibra, quella di Mourinho, quella di Guardiola, quella di Messi, però costano un fottio i libri, costano veramente un fottio. Pure le aziende tipo Sky devono venire incontro alle società, altrimenti non se ne esce. Io lo spero. Quella di Gigi, ovviamente. Che partita ci sarebbe stata questo fine settimana se fosse in corso il campionato? Non ne ho idea.
Provo ad andare a cercare, però. Mo te dico, eh. Hanno tolto tutte le partite, quindi non riesco a vedere. Calendario. Hanno tolto tutte le partite di mezzo fino al 10 maggio, però io qui ho un file in cui mi ero segnato il calendario. Appena parlato Vina, non mi di niente che c'ho la notifica, mo la guardo. Ecco, non mi di niente e mi ha detto, maledizione. Dove cazzo l'ho messo il calendario? Ho eliminato il calendario del Cagliari. Campionati ipotesi 20 maggio per la ripresa. Ma secondo me sbagliano a sparaddate. Calendario Cagliari. Quale partita ci doveva essere? Ti piacciono i fumetti o i manga? Sì, sì. Se sì, cosa in particolare, mi devo ancora finire i manga di One Punch, mi piacerebbe cominciare My Hero Academia, mi piacerebbe averci la Black Edition di Death Note, però so dei gusti molto particolari. Non è che mi piaccia tutto, ecco. Comunque, regà, siamo arrivati a un'ora di live. A sto punto penso proprio che me ne vo. Me ne vo. Vi lascio al vostro fare qualcosa. Non lo so. Grazie, grazie. One Punch me l'ha fatto scoprire mio cugino, Death Note idem, e My Hero Academia me l'ha fatto scoprire la mia ragazza, è diventato il mio anime preferito che appena potrò e riuscirò mi comprerò i manga, sicuro. Comunque ragazzi, vi auguro un buon proseguimento di giornata, al vostro non fare un cazzo, esatto. Niente raga, bella e sempre forza Castello. Ciao ragazzi.